Dichiaro aperto l'anno giudiziario 2014 della giustizia amministrativa nella Regione Veneto. Grazie. L'anno giudiziario 2014 del Tribunale amministrativo regionale si apre con un dato sorprendente. I ricorsi al TAR, seppur ancora molti, risentono anch'essi della crisi economica. Aziende in crisi, cittadini senza stipendi e pubbliche amministrazioni con le casse vuote scelgono di non ricorrere al TAR per risolvere eventuali contenziosi. Sono sempre troppi in relazione alle nostre strutture, però sono fortemente calati e per l'effetto della crisi, ma soprattutto per il costo dell'accesso alla giustizia. Questo è deplorevole. Un calo di 1000 unità tra il 2012 e il 2013 nei decreti decisori, mentre le sentenze sono passate da 1408 a 1245. Una mole ancora elevata a causa delle croniche carenze in cui versa il Tribunale amministrativo regionale, quale organico e mezzi. TAR che serve, ha detto il governatore Zaia, ma all'ancora elevato numero dei ricorsi dà una dimensione di una democrazia che è malata. I tempi d'esame dei ricorsi sono ancora troppo lunghi, tanto che il calo dell'arretrato è dovuto al decorso dei termini fissato in 5 anni. Ricorso al TAR ancora ampio invece per gli appalti. Gli appalti e l'economia che naturalmente condiziona fortemente, impegna fortemente la giustizia amministrativa. Bisognerà trovare delle altre soluzioni, non forse quelle che ci propongono che penalizzerebbero la funzione cautelare, perché questo comporterebbe delle spese inutili. TAR il cui lavoro si trova a dover fare i conti con la spending review della giustizia, previste infatti solo 20 sessioni all'anno e non più di 12 cause al mese per giudice, il che ne consegue, spiega il presidente del TAR Veneto Amoroso, un inevitabile calo della produttività. Inevitabile una riforma della giustizia, dice il presidente, ma con cautela. Bisogna vedere quali riforme. In genere le riforme, se non sono meditate, guastano, non migliorano. Devono essere provvedimenti che maturano nel tempo.